Ciao, finalmente siamo aperti in questa prima giornata alla Casa delle Farfalle. Abbiamo un gran volo e anche una giornata di sole e questo ovviamente aiuta perché le farfalle quando c'è il sole si scaldano prima e quindi iniziano prima a volare. Ho appena liberato le farfalle uscite dalle crisalidi all'interno delle nursery perché nascono in una zona separata perché è uno degli eventi più delicati, e adesso libero qualche esemplare. Però cosa voglio fare? Beh, innanzitutto il primo che prendo, vi racconterò la sua storia. Facciamo la seconda, vediamo se... eccolo qua. Qui siamo nella serra sudamericana, appunto, dedicata quindi all'Amazzonia e all'America Latina. Ecco, questo che vedete è un ok, facciamo la terza, vediamo, perché come capite le farfalle non è che le possiamo educare. Ecco qua, vediamo se questa rimane un po' più ferma. Questa è una Hamadryas, è una farfalla molto speciale, vive solo in Centro e Sud America ed è l'unica farfalla diurna che si mimetizza ad ali aperte. Adesso ne prendo un'altra così finisco la storia. La Hamadryas è una farfalla particolare, pensate che è una delle pochissime specie che emette dei suoni e non solo. Cioè comunica proprio con i suoni, si chiama infatti farfalla click. Mi avvicino un po' in modo che la possiate vedere meglio. Come potete notare i suoi colori non sono vistosi perché si mimetizza sui tronchi ad ali aperte e i maschi emettono un click particolare, infatti si chiama farfalla click anche o cracker, per delimitare il loro territorio. Quindi se un maschio passa vicino al territorio di questo maschio, comincia a fare dei voli emettendo questo suono, questo click. Vedete che tiene le ali aperte? In questo caso non per mostrarsi bella, ma per mimetizzarsi. Ovviamente sulla mia mano non si sta mimetizzando un granché, ma lei non lo può sapere. Hamadryas.